Madonna do mare, io vengo alle tue pere stamattina, come solo una madre sape fare. Ti chiamo benedetta e ti ringrazio per la ricchezza che ne dono mare, per quando la pesca è buona e generosa, per quando ne mangiamo un pezzo di pane. Madonna mia do mare, io sogno in pena, ancora non si ricampa stamattina. Nisci stanotte e si canciò lo vento, e in tome letto non hai avuto avvento, pensando a da varcuzza a mezz'allonne, e a quanto l'acque do mare su profonde. Questa è la sorte di tutti i pescatori, che sanno a fare conta con mare, che tutto dona e niente in domanda. Ma quando si scatina la tempesta, grapi la bocca come un affamato, e a ghiotti zocco giova, e ne sapi mosciare quanto è ingrato. Ma giuzza da catena, ancora non torna, e lume cori gema e non giova pace. A Tia io chiamo come un infelice, a Tia io prego, ascolta sta mia voce. Incatina la tempesta e lì ali venti, stenni sopra l'acqua il romanto tuo d'amore. Ettali riti tu, magi divina, e fammi la ricogli la casa stamattina. Con la poesia di Rita Elia inizia il nostro viaggio a Termini Imerese, a pochi chilometri da Palermo. Il nome Termini Imerese deriva dal latino Terme Imerenses, che significa le terme imeresi. A partire dal XVII secolo, Termini Imerese venne insediata da vari ordini religiosi. Nel dopoguerra si ampliò il suo ruolo economico nell'isola, grazie soprattutto all'installazione di un complesso industriale, con la chimica del Mediterraneo, la Sicil Fiat e la centrale termica. Ma adesso i termitani hanno cambiato strada, affidandosi ad un progetto che mira a valorizzare il territorio, non rinunciando all'industria, ma guardando anche alla risorsa mare, cultura e ambiente, perché qui la gente è legata al mare e alla sua pesca. La pesca diciamo che negli ultimi anni è stata un po' sofferente per carenza di prodotti ittici. Noi per tradizione qua al Golfo di Terminese abbiamo fatto sempre piccola pesca e poco pesca d'altura. Adesso invece stiamo iniziando ad allontanarci proprio per questo tipo di carenze. Negli ultimi anni, grazie a dei contributi che la Regione ci ha e alla Giro, stiamo cercando di riconvertirci ad altri sistemi di pesca, tipo la pescaturismo. Pescaturismo siamo contattati da gruppi di persone o anche da un'agenzia a cui siamo appoggiati. Veniamo contattati, concordiamo il prezzo e l'uscita consiste di andare a pesca dalla mattina alle 9 al pomeriggio alle 5 o alle 6, dipende poi come va la giornata lavorativa. E queste persone vengono a bordo, escono con noi, partecipano a calare le reti, a tirare. Diciamo che il pescato viene poi consumato fra tutti quelli che siamo a bordo. Fino a 10 anni fa c'era una buona maggioranza di barche che facevano strascico e anche circuizione a Lampara. Adesso chiaramente con le demolizioni, con la scarsa pesca che c'è, la gente ha demolito, ha cambiato il proprio mestiere. Inizia l'era della pescaturismo e alcuni pescatori spiegano l'arte marinaresca ai turisti, mentre d'inverno ne approfittano per fare manutenzione alle barche.
La seconda domenica di settembre si assiste all'evento religioso di Termini Imerese, la festa della Madonna della Catena, dove si può ammirare una singolare processione che si svolge in mare. La Madonna viene trasportata dalla chiesa al porto per essere poi imbarcata e trasportata in mare aperto. Durante la celebrazione, una corona di fiori viene gettata in mare. Numerosi i fedeli che partecipano a questo evento. A Termini Bassa esiste anche una chiesa dei pescatori. Ci troviamo nella chiesa di San Bartolomeo, edificata nel 1597, e io sono la responsabile del gruppo di Amnesty International di Termini Imerese. Sono io, diciamo, a dare qualche notizia su questa chiesa, perché la chiesa ci è stata proprio affidata dalla Curia. E per noi è stato un evento sicuramente importante e che ha il suo significato. Innanzitutto è stata sede la chiesa di San Bartolo della confraternita dei pescatori. Ed erano dei cittadini intanto che rappresentavano le vecchie, i vecchi mestieri importantissimi termitani, ma erano dei cittadini che si occupavano anche del mantenimento di questa chiesa, come testimoniano proprio dei documenti. Noi abbiamo seguito un po' la loro scia, nel senso che oltre ad avere sede la nostra associazione presso questa chiesa, una parte delle nostre raccolte fondi vengono proprio destinate al mantenimento, al buon uso di questa chiesa. Come possiamo vedere alle mie spalle, questa tela che rappresenta un po' la vita di San Bartolomeo rappresenta pure, oltre che le sue scene di vita fondamentali, riporta proprio un brandello di pelle umano. A testimonianza che durante la sua opera di evangelizzazione San Bartolomeo venne proprio scorticato, e quindi ecco anche la statua che lo rappresenta, l'immagine che lo rappresenta, proprio questo sacrificio umano che gli costò, diciamo, la vita. Qui tra i vicoli le voci rimbombano. Voci di venditori ambulanti in un mercato quasi sparito, dove un tempo la gente si affollava per acquistare pesce, frutta e verdura. Io quando ero ragazzo c'era mio padre che, era bambino e vendeva le bici, aveva una bottega più in fondo, poi ha messo una più avanti e poi mio padre è morto e l'ho preso io, questa bottega.
del 1959 che sono qua. Prima ero con mio papà che era un ragazzo e poi sono vissuto qua. Casa per roba, c'è bisogno di case vere. Quando ora cattiamo più capisci, però pure teniamo una cosa che non si guadagna, la compriamo lo stesso per avere un assortimento che è invidiabile. Questi sono dei documenti che man mano noi abbiamo giorno per giorno cercato di documentare dove potevamo, perché non è che siamo sempre qua con la macchina fotografica. Sono pesci pescati qua. Questa è una foto che è stata scattata fuori dal negozio perché prima noi vendevamo fuori. Poi con le normative europee, il fatto che il pesce non poteva stare all'esterno, doveva essere messo all'interno, perché noi ci crediamo come famiglia. Infatti tutta la famiglia lavora, collabora con questa attività. Lasciamo il mercato con i ricordi di Santino e ci addentriamo nella Termini Alta, una città ricca di storia, arte e cultura, le cui origini risalgono addirittura all'epoca preistorica. Termini Imerese era denominata dai romani Civitas Splendidissima. Questo sta a significare che era una città ricca di monumenti, bellissima sicuramente. Il nostro anfiteatro, i resti del nostro anfiteatro, che era il terzo per importanza in Sicilia dopo quello di Catania e Siracusa, con 4.000 posti a sedere, la nostra curia, la basilica, il foro e tantissime altre reliquie, potremmo dire, perché in effetti sono delle reliquie, sono dei tesori di inestimabile valore che sono sparsi nel nostro territorio e raccolti nei nostri musei. E per nostri intendo il museo civico, l'antiquarium che abbiamo nella zona di Mera, i nostri pavimenti a mosaico. Termini è tutto un reperto archeologico. Ovunque andiamo, ovunque guardiamo, abbiamo dei resti da ammirare, importantissimi. Ma a Termini Imerese ci sono anche ville immerse nel verde, con la spianata del Belvedere Principe Umberto, che offre una bella vista sulla città e sulla costa fino a Palermo. I turisti in estate vengono in vacanza a Termini Imerese per il suo splendido mare. La chiesa più importante è il Duomo, che venne edificata nel XV secolo, ricostruito nel XVII, per essere infine completato nel 1912. All'interno troviamo dipinti, statue e rilievi del secolo XVI-XVIII ed un Cristo nero, al quale chiedevano aiuto i pescatori quando la pesca era scarsa. La statua veniva prima trattata con la pece e poi immersa nelle acque del mare e miracolosamente si ricominciava a pescare. Infine, al centro della chiesa, anche una croce dipinta su entrambe le facce da Pietro Ruzzolone, 1484. Tra i vicoli ci accompagnano il suono della chitarra e del mandolino di musicisti termitani.
futuro di questa città ruota attorno all'importanza del porto di Termini Imerese, in un ruolo di sinergia tra porto commerciale, come vedete con le navi e gli attracchi che sono importantissimi per lo sviluppo della zona industriale di Termini Imerese, porto come luogo della marineria locale, e questa mattina abbiamo visto il giro che è anche lì le maestranze di Termini Imerese, il porto come luogo della marineria locale anche inteso come pescaturismo, un altro aspetto importante che vogliamo offrire e sponsorizzare alla città, ma soprattutto a chi viene da fuori, in un quadro che tenga insieme lo sviluppo economico di questa città sotto il profilo dell'industria, ma lo sviluppo di questa città sotto il profilo turistico-culturale. Siamo in questa bellissima struttura dell'Hotel delle Terme su cui puntiamo per la valorizzazione in generale delle terme e di tutto il patrimonio artistico-culturale di questa città. Già il popolo dei Fenici e successivamente quello dei Greci offrirono una chiara testimonianza sui benefici effetti delle acque termali. Si favoleggia che le ninfe fecero sgorgare le acque calde dalle sorgenti di Termini Imerese per ristorare Ercole, stanco del suo cammino. Il Grand Hotel delle Terme oggi rappresenta un'interessante novità nel panorama termale italiano. Termini Imerese dal 1875 ogni anno organizza uno dei più importanti carnevali d'Italia, come ci racconta Francesco. Nasce a Termini il Carnevale Termitano, con il Comitato del Carnevale. Questo si è potuto scoprire da una ricevuta che si è trovata presso uno che vendeva cose antiche a Palermo. Era una ricevuta che il Patiri pagava 2 lire al Comitato del Carnevale Termitano. Le maschere tipiche del Carnevale Termitano sono un anno cananna. Queste sono le maschere, le copie. Gli originali sono conservate dal proprietario, il signor La Rocca. Nel finire del Carnevale, con le sfilate, i gruppi appiedati, le maschere dei bambini e tutto, poi la conclusione viene effettuata in Piazza Duomo, davanti al comune un membro del comitato vestito da notaio con cilindro e tutto legge il testamento, perché il nonno le lascia il testamento che viene diviso in 3 parti. Prima i ricordi del nonno, secondo i consigli e terzo il lascito. Il lascito è semplicemente delle cose, diciamo, comiche, delle battute comiche che fa il nonno lasciando i suoi averi, che poi averi non ne ha, che sono le mutande, la dentiera della nonna, li lascia agli amministratori per poterne fare buon uso e quindi poter ricavare dei fondi per poterli poi spendere per la città. Dopo la lettura del testamento, perché il nonno muore, solo il nonno, ed è il passaggio dal vecchio al nuovo. La nonna resta perché diciamo, la felicità, la gioia dei termitani, per la gioia dei termitani. Ai tempi antichi addirittura, i primi testamenti, si nominavano addirittura le persone, nessuno si offendeva perché sapeva che era uno scherzo di carnevale. Lasciamo Termini Imerese tra la cultura dei suoi musei, delle sue chiese, delle sue feste e l'arte dei suoi marinai, senza tralasciare le tradizioni e il calore della sua gente.